Quarta corsa, una prova per i puledri, sono in 9 dietro le ali della macchina. 1 Dolly Ok, 2 Deborah Grad, 3 Diletta Trio, 4 Dell'Era, 5 Dono di Fata, 6 Dinamite Griff, in seconda fila 7 Daikiri Piz, 8 Dakota SSM, 9 Dundee dei Greppi. Autostart li ha raccolti quasi tutti, i numeri bassi arrivano un po' lanciati. Si ritrae dal 6 Dinamite Griff, si va in partenza con veloce dal 5 Dono di Fata, cerca di andare davanti, ci riesce. Dono di Fata già al comando all'imbocco della prima curva, in seconda posizione Dolly Ok, a precedere Daikiri Piz, quindi Dakota SSM si ritrova all'esterno suo malgrado Deborah Grad con in schiena Diletta Trio e i primi 200 metri che vengono passati in 15,4. In vantaggio Dono di Fata nei confronti di Dolly Ok, poi Daikiri Piz, ancora Dakota SSM, mentre si muove in mezzo alla pista Dell'Era che cerca di risalire il gruppo in terza ruota e portarsi all'esterno. 31,9 per i primi 400 metri di corsa, con Dell'Era che ha qualche problema e si estromette dalla competizione. Così Dono di Fata può continuare a passeggiare al comando. 49,3 per i primi 600 metri di corsa. Passaggio davanti alle tribune, la mossa esterna da parte di Diletta Trio che cerca di andare in risalita trascinandosi Dinamite Griff, gli 800 passati in 1,5,5 da Dono di Fata. A largo Diletta Trio lungo la corda Dolly Ok, in pariglia Dinamite Griff. Terza lungo i birilli Daikiri Piz avanti a Dakota SSM, il primo chilometro passato dalla leader in 1,21,3, una frazione in 15,7, accelera Dono di Fata sotto la pressione esterna di Diletta Trio. Dolly Ok che perde qualcosa sul parziale in accelerazione da parte del leader che fa 15,2 la dritta di là, 1,36,5 3 quarti di miglio. Diletta Trio che torna decisa su Dono di Fata, poi ancora Dinamite Griff, quindi Daikiri Piz, Dolly Ok che cede, poi Dakota SSM, la piegata conclusiva passata in 15,5 con Dono di Fata che si sta allungando lungo la corda, prova di dentro Dinamite Griff, allargo ancora con coraggio Diletta Trio. Dono di Fata è in vantaggio e ci rimane fino in fondo Dono di Fata che vince nei confronti di Diletta Trio. Al terzo posto Dinamite Griff. 1,19,4 il ragguaglio cronometrico per il successo di Dono di Fata, la figlia di McGrace SM, interpretata da Maurizio Cheli per il training di Lucio Colletti, colori della signora Dorotea Rita Cortina. Il successo facile in percorso di testa per Dono di Fata e Maurizio Cheli, corre molto bene all'esterno Diletta Trio. Al terzo Dinamite Griff, 5,36 l'ordine d'arrivo molto probabile della quarta corsa dell'Arcoveggio.